Sulle polemiche riguardanti la ricerca da parte del Veneto di approvvigionamenti di dosi vaccinali al di fuori delle dinamiche organizzate dallo Stato italiano, arriva la dura presa di posizione della Lega. Le polemiche di questi giorni da parte del Partito Democratico del Veneto e di una parte del sindacato sono delle polemiche inutili e strumentali. Quello che sta facendo la Regione del Veneto è ovviamente un lavoro per mettere in sicurezza la propria popolazione, ci sono delle trattative in corso per l'acquisto dei vaccini e purtroppo noi oggi dobbiamo supplire ad una mancanza ed un'assenza totale da parte dello Stato e anche dell'Unione Europea. Niente scatti in avanti, quindi. Penso che l'operazione che sta facendo il Veneto assieme alla Lombardia, al Friuli e all'Emilia Romagna non sia un'operazione per fare degli scatti in avanti, un'operazione di arroganza, ma un'operazione per mettere in sicurezza prima di tutto un quarto del paese e soprattutto garantire la ripresa. La volontà di reperire dosi vaccinali con mezzi propri in modo del tutto lecito diventa perciò un mezzo per garantire la ripartenza del Veneto e il ritorno alla normalità. Rilancio al mittente le accuse da parte del Partito Democratico e penso che l'operazione che sta facendo il Presidente Zaia sia un'operazione che va nella giusta direzione.